Ecco la situazione meteorologica. Un veloce impulso instabile interessa oggi il nord Italia, con fenomeni sparsi a sfondo temporalesco anche sulla nostra regione, accompagnati da una lievissima flessione delle temperature. Parziale rimonta anticiclonica domani, ulteriore fase instabile da giovedì. L'instabilità tende a concentrarsi nelle aree interne, possibili temporali confinati su Alpi Liguri e il resto dell'entroterra, anche se non si può escludere che possano esserci degli sconfinamenti sulle coste, esaurimento dei fenomeni in serata. Venti deboli o moderati da est e sud-est con rotazione a nord durante la sera, mare da poco mosso a mosso, molto mosso in serata con onda da sud-ovest a levante. Temperature in lieve diminuzione, più marcata nei valori massimi, che dovrebbero essere ovunque al di sotto dei 30 gradi. Per domani, martedì 18 agosto, l'Imet prevede cieli sereni o il più poco nuvolosi, attività cumuliforme sulle vette appenniniche nel corso delle ore centrali, seppur con scarse probabilità di precipitazioni. Velature in transito serale sul settore centro-orientale, venti a regime di brezza dai quadranti settentrionali la prima mattina e tarda serata dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne.